Ciao ragazzi, bentornati al nostro appuntamento con le storie zen. La storia di stasera si intitola Gudo e l'imperatore. L'imperatore Go-Yōzei studiava lo zen con Gudo. Gli domandò: nello zen, questa mia mente è Buddha, è giusto? Gudo rispose: se ti dico di sì, crederai di aver capito senza aver capito. Se ti dico di no, negherai un fatto che molti capiscono già benissimo. Un altro giorno l'imperatore domandò a Gudo: dove va l'uomo illuminato quando muore? Gudo rispose: non lo so. Perché non lo sai? Chiese l'imperatore. Perché non sono ancora morto, rispose Gudo. L'imperatore esitava quindi a fare altre domande su queste cose che la mente non riusciva a comprendere. Così Gudo batté la mano a terra, come se volesse svegliarlo, e l'imperatore fu illuminato. Dopo l'illuminazione, l'imperatore rispettò più che mai lo zen e il maestro Gudo e permetteva persino che d'inverno al palazzo il maestro tenesse il suo cappello in testa. Quando aveva ormai più di 80 anni, Gudo soleva addormentarsi nel mezzo della lezione e allora l'imperatore se ne andava silenziosamente in un'altra stanza, così che il suo amato maestro potesse godersi il riposo di cui il suo vecchio corpo aveva bisogno. Bella, bella storia dove c'è lo studente che nel tempo riconosce il percorso fatto e alla fine ringrazia un attimo quella che può essere stata la sua guida, il suo maestro zen. E come lo ringrazia? A fatti, con lo stesso rispetto con cui chi gli indicava magari il sentiero o la strada ha rispettato lui. Questa storia parla anche delle domande classiche che ci facciamo noi nel nostro quotidiano, da dove veniamo, dove andremo una volta finita magari la nostra vita, se c'è il paradiso o l'inferno, come quella storia lì, no? Il discorso zen però punta a cercare qualcosa di più scatenante, di più illuminante. E infatti batte la mano a terra, come io adesso ho battuto le mani, per darvi un bel risveglio improvviso. Perché la vita non è nelle domande del dopo, la vita è sull'adesso e se tu pensi al dopo non godrai e non vivrai pienamente il momento. Potremmo ricondurlo al carpe diem, ma non nel senso di pensa a cogliere l'attimo di adesso, cogli l'attimo adesso. È proprio con lo stesso concetto e con la stessa mente che dobbiamo approcciarci al presente, viverlo, capire la storia, immagazzinarla in questo momento, in queste circostanze, in questo odierno. È importante quindi come ha subito svegliato e illuminato a questo battito di mani, come se si fosse svegliato improvvisamente. E cosa capisce? Capisce che probabilmente le sue domande sono anche giuste, buone, ma che la risposta di verità non è attualmente accessibile, non è risolvibile questo mistero. E cosa fa Gudo? Gudo gli dice: svegliati, adesso concentrati su di te. Meditazione è adesso. Meditazione è pensare staccato ad altri pensieri. È come quando ad allenamento alcuni ragazzi di Judo di Aikido mi arrivano con la testa che magari è ancora con i compiti a casa o magari è ancora con qualche scaramuccia che è successa a scuola con qualche amico o qualche amica e se la portano in materassina e quindi ci pensano a come affrontare il dopo, ma non sono presenti. E invece bisogna essere belli concentrati. Quando entro in tatami, stacco i miei momenti di pensiero, li lascio sulle ciabatte e li lascio lì a riposare. Li riprenderò dopo con una mente diversa, con una mente riposata, con delle energie rinnovate da un po' di pratica del corpo e da un po' di pratica di principi, dove spirito e mente mi aiuteranno a riprendermi in mano questi pensieri. Ecco, mi piace molto il maestro Gudo perché bene o male cerca in maniera efficace e pratica di dare l'indirizzo agli allievi. Quindi
più che tanta filosofia è un maestro un po' più pratico, se vogliamo, in questa storia. Inoltre, la cosa che mi piace molto è la reverenza con cui poi il nostro imperatore tratta Gudo, il suo maestro Zen. Gli lascia tenere il cappello quando è anziano, cosa che per quanto riguarda tutti quelli che non erano sempre al cospetto dell'imperatore era proibito, bisognava avere questo senso di reverenza totale, stare distanti, il cappello bisognava sempre tenerlo assolutamente basso, tolto, insomma, ecco. E un altro aspetto, che era quello del maestro che stanco si addormenta mentre fa la sua lezione di Zen a 80 anni, è bella perché sono pezzi di vita che affronteremo tutti. Situazioni in cui il corpo è meno propenso a stare legato alla mente e allo spirito perché è soggetto all'usura del tempo. È come un vecchio albero. Nel tempo questo albero avrà le radici meno forti, avrà un tronco meno robusto e qualche ramo anche che cade. Ecco, siamo tutti dipendenti dal tempo, quindi godetevelo subito e godetevelo bene, nel senso di costruirvi attorno relazioni sane, di riuscire tutti assieme a creare dei momenti di gioia, non solo delle cose personali e vostre, ma di coinvolgere le persone in quelle che sono le felicità dei momenti. Il mio consiglio è quindi questo: non concentratevi troppo sul dopo, questo ci dice questa storia, o sul prima, ma concentratevi sul presente e praticate, praticate, provate. Quando entrate in una disciplina, dedicatevi e staccate con tutto il resto. Prenderete meglio dopo anche tutto il resto e probabilmente se c'era qualche problema riuscirete anche a sbrogliarlo meglio. Detto questo, io vi saluto, anche questa storia zen è finita e vi lascio tranquilli per il sabato e la domenica. Ciao ciao!